La democrazia partecipata è partita dopo un iter che mi ha visto impegnato alacremente con tutti gli attori coinvolti. Sono queste le prime parole dell'assessore ai servizi sociali di Agrigento Marco Bullo, che esprime tutta la sua soddisfazione per il fatto che i cittadini possono essere protagonisti di un civismo attivo e incisivo per il territorio. Ecco cosa c'è da fare ad Agrigento dallo scorso 28 giugno fino al prossimo 30 settembre. Le persone residenti che abbiano compiuto già 16 anni, i gruppi informali, le associazioni con sede operativa legale ad Agrigento potranno presentare proposte nell'ambito dell'applicazione della legge regionale sulla democrazia partecipata. Le proposte ricevute saranno successivamente votate per scegliere quali realizzare, come previsto dalla legge regionale che impone ai comuni siciliani di coinvolgere la cittadinanza nella scelta di azioni di interesse comune, da finanziare con almeno il 2% dei trasferimenti regionali annui. Per partecipare presentando una proposta occorre attenersi alle indicazioni contenute negli avvisi pubblicati il 28 giugno dal Comune di Agrigento per gli anni 23 e 24. Gli avvisi sono disponibili sull'home page del sito del Comune di Agrigento alla sezione Democrazia Partecipata. Le somme disponibili sono pari a 6.593 per il 23, 7.387 per l'anno 2024. Dal 23 Agrigento è uno dei territori pilota nei quali il progetto di monitoraggio civico Spendiamolo Insieme si impegna per promuovere una buona applicazione della legge regionale sulla democrazia partecipata. Ad Agrigento il team Spendiamolo Insieme opera in collaborazione con i partner locali Aquarinto e Agoramundi. Il progetto è realizzato nell'ambito del bando Realizziamo il cambiamento con il Sud, con il sostegno della Fondazione Realizza il cambiamento Fondazione con il Sud e Action Aid International ATS. Facciamo un altro passo nella direzione dell'apertura alla partecipazione popolare, conclude l'assessore Marco Bullo, dopo l'approvazione a dicembre scorso da parte del Consiglio Comunale del nuovo regolamento per l'attuazione dei processi di democrazia partecipata. Adesso, con la pubblicazione degli avvisi, diamo 90 giorni di tempo per la presentazione delle proposte. Seguirà poi una fase tecnica di valutazione da parte degli uffici comunali e la votazione per scegliere quali progetti che si dovranno realizzare.